Le istituzioni appunto intervengono secondo appunto loro appunto competenze per garantire un'attività di prevenzione, di presa in carico e un'attività anche di reinserimento delle donne in difficoltà. Presentato e sottoscritto il protocollo di rete istituzionale per il contrasto alla violenza contro le donne in Polesine, con l'obiettivo di lanciare un messaggio chiaro, condiviso ed essere utile alle donne che sappiano che c'è sempre una via di fuga. Dal 2019 ad oggi sono seguite 220 donne, circa 70 sono i casi presi in carico ogni anno. Il protocollo struttura invece dà un percorso che non è che prima non ci fosse sicuramente, però con questo praticamente è stato sopposte delle autoregole, definite meglio le competenze. Oltre alle strutture già esistenti sul territorio del Polesine che accolgono le donne vittime di violenza, ne vengono integrate 2 nuove che rappresentano i punti di fuga. Sono 2, come dicevo, sono dei punti a cui le donne si possono, quindi strutture intendo, a cui le donne in difficoltà si possono rivolgere, vengono seguite per un lasso di tempo determinato e per poter valutare la loro situazione. Le forze dell'ordine rappresentano insieme alla rete dei servizi sociali un punto di riferimento a cui rivolgersi nel momento in cui si è vittima di atti di violenza, di prevaricazione, di persecuzione. Oggi con la firma del protocollo abbiamo chiarito il percorso completo di intervento sulla violenza.